Stasera abbiamo presentato delle eccellenze enogastronomiche riguardanti dei finger food di pesce e di terra. Per quanto riguarda il crudo, che è la vera nostra eccellenza gastronomica, abbiamo presentato delle mazzancolle dell'Adriatico di grossa misura, dei gamberoni rossi di Sanremo, degli scamponi di Santa Margherita Ligure e delle ostriche. Sulle ostriche c'erano 4 tipi di provenienze: fin de Clair, fin de Binic, Zarskaya e Belon. Gli altri finger food erano composti da crudi di tonno, crudi di branzino, crudi di cernia e anche dei crudi di carne, tartare di bianca modenese, che è un presidio slow food, come anche il carpaccio di bianca modenese. Per concludere il buffet della carne sono state presentate delle guancette di maiale di cinta senese, monoporzione, decorate e aromatizzate con una porea di pere abate. Per quanto riguarda lo svolgimento del primo piatto caldo, c'è stato un risotto carnaroli del Monferrato, mantecato con polpa di aragostelle, asparagi nani e nocciole di macadamia. Abbiamo concluso la serata con un buffet di dolci: piccoli assaggini di crema chantilly al cioccolato su una porea di pere, di chantilly normale, quindi con la panna e sotto della porea di ciliegia, dei mignon di pasticceria, della pasticceria secca, abbinato a dei cocktail del bar Vaniglia. Per la preparazione dei piatti della serata mi sono avvalso della collaborazione del mio secondo chef Luca Bonafè e di altri 3 chef: Andrea Samà, Andrea Bignami e Paolo Maestri. Manca di sale!